Siamo con la preside dell'Isis Verdi Giuliana Barazzuol per una serata riguardante l'Erasmus. Ecco, quelli della mia generazione, quando sentono parlare di Erasmus, pensano a un'esperienza universitaria. L'Isis Verdi, da un po' di anni a questa parte, ci dimostra che non sempre è così. Sì, certamente. Il progetto Erasmus è rivolto anche alle scuole superiori e in particolare l'Isis Verdi sta aderendo a questo progetto veramente da tanti anni. Come per gli universitari, anche per gli studenti della scuola superiore, il progetto consente attività di mobilità che possono essere fatte sia in gruppo, attraverso degli scambi tra le scuole aderenti, sia anche mobilità individuale e la nostra scuola ormai da molti anni mette in atto sia l'una che l'altra modalità di questo progetto. Quindi nella serata di oggi ci sarà un incontro con gli studenti, i professori e non saranno presenti solamente gli studenti di Valdobbiadene, giusto? Certamente saranno presenti gli studenti e anche gli insegnanti delle 3 scuole partner di questo progetto. Si tratta di una scuola danese, una scuola slovacca e una scuola finlandese. I ragazzi e gli insegnanti di queste 3 scuole sono qui per lavorare sul progetto che stiamo portando avanti, che è imperniato sul tema della pace. Quindi l'Isis Verdi è una scuola che guarda al futuro e all'Europa come ormai cittadinanza comune. Assolutamente sì. Abbiamo individuato proprio anche come una delle caratteristiche della scuola e come una delle priorità che intendiamo perseguire quella della internazionalizzazione e il progetto Erasmus è sicuramente il fiore all'occhiello di questo tipo di obiettivo che vogliamo raggiungere. Grazie. Grazie a lei.